Questa volta veramente ho paura di perdere il posto e così. Siamo abbastanza preoccupati. Quando uno ti dice non ci sono i volumi, non ci sono i volumi e quello che produciamo in Cina non lo possiamo produrre qua perché al prezzo di mercato siamo fuori mercato, cioè cosa devi dire? No, sinceramente era da un po' di tempo che ne stavamo parlando, però sì, così tanti non ce l'aspettavamo insomma e adesso vedremo cosa succederà. Il giorno dopo l'annuncio shock alla Safilo di Longarone, le assemblee sindacali sono andate avanti per tutto il giorno. 400 esuberi per uno stabilimento di 1000 sono una bomba sociale. La perdita delle licenze dell'alta moda colpiscono in particolar modo la fabbrica bellunese, dove è concentrata la produzione degli occhiali del lusso. Di fatto questo in parte è il risultato della guerra dei marchi che si sta consumando all'ombra del Vaillant. Stavolta non serve andare in Cina, basta attraversare la strada dove da poco è sorto il nuovo stabilimento Telios, joint venture tra il gruppo LVMH, Louis Vuitton e Marcolin. Molti gli sguardi rivolti a questa nuova realtà che sta crescendo esponenzialmente. La speranza sarebbe quella, insomma, magari le persone che saranno in esubero da qua, magari che Telios li possa assumere, visto le maestranze, visto perché noi sono anni che produciamo Dior, produciamo Fendi, produciamo tutti i vari marchi che adesso andranno nell'altra società. Dior l'abbiamo perso, quindi è andata dall'altra parte verso la Telios. Quindi la nostra preoccupazione è un po' che, come vede, nonostante gli annunci delle griffe e tutto quanto, è dove vengono fatti gli occhiali, ecco tutto qui. Insomma, una situazione che per i sindacati va gestita con una sola regia. Noi dobbiamo concepire questo ragionamento non come qualcuno che ci fa un favore, ma come un'opportunità che queste aziende hanno di assumere, perché i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici, senza scadere in facili considerazioni, sono persone che hanno esperienza di lavoro